non scritto, in uscita a fine dicembre nel cinema. Regista, sceneggiatore e scrittore del film Colossal Donoria, dico bene l'accento? Perfetto. In lavorazione per giugno 2017 e dell'omonimo romanzo in uscita a dicembre 2016. Regista ancora del film Il sequestro Luca Locci, in lavorazione primavera 2017. Vincitore del premio nazionale Giorgio Napolitano per l'opera L'ignoto, la realtà. Manca qualcosa, maestro? No. Bravo. Il microfono per regalarci qualcosa che magari noi dimentichiamo. Allora, scusate la voce, ma esco da un'influenza anch'io. Allora, io sono qua a nome della produzione del nuovo film Il sequestro Luca Locci per conferire a Andrea un ruolo principale nel nuovo film, quindi questa era una sorpresa. Andrea, tu dimmi se io non sono sorprendente. Naturalmente tutto è stato possibile grazie a lui. Magari non riuscirò tanto bene a filmare. Ok, a posto. Sei uno dei nuovi attori del nuovo film. Complimenti a Andrea. Allora, volevo dire due cose. Il 4 dicembre ci saranno i casting a Macomer nell'ex caserme Mura del nuovo film di Sequestro Locci. Noi cerchiamo in particolare un bambino dai 7 ai 10 anni che interpreti il protagonista. Poi cerchiamo uomini e donne dai 5 ai 90 anni. Chiunque volesse venire, noi vi aspettiamo a Macomer il 4 dicembre, giorno del referendum. Poi volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda Volontana. Volontana farà parte già come location del nuovo film Donoria, che è un colossal, insieme a Silanus. Sono location che sono state scelte 2 anni fa, che finalmente la produzione da Torino e da Roma ha deciso di far partire il film, quindi a giugno saremo qua a Villa Pierce, dove realizzeremo sulla villa un grande castello e delle grandi avventure medievali. Chiunque volesse venire anche lì magari per vedere, perché visto che ormai gli attori sono stati già scelti, sono più di 400 attori sardi. Nei miei film lavoro solo con personale sardo, perché io sono sardo, voglio solo Sardegna nel mio film. Lingua sarda. Allora, lingua sarda, cultura, tradizione della Sardegna. Ultima cosa, vi aspetto al cinema a dicembre con Manino Sevalenti. Che dire ancora, noi ti ringraziamo, la sorpresa è stata apprezzatissima dal nostro ragazzo, sei veramente un grandissimo artista dal cuore nobile e noi ti auguriamo tanto tanto successo perché te lo meriti. Mettiti qua tu, vicino a noi, e tu possa vedere la vita là. Grazie maestro, si va avanti con la presentazione di quello che è il prodotto spettacolo di stasera. Adesso io vorrei con me un'altra ragazza che ha fatto parte appunto del cast Bandidos e Bailentes, sempre il regista Fabio, e lei è Deborah Murgia. Direttamente da San Gavino Monreale. Andrei avanti con le ragazze che comunque hanno rappresentato la Sardegna alle finali nazionali, che si sono tenute insieme ad Andrea a Padova. Partirei subito da Azzurra Casu, vincitrice della borsa di studio nel cinema e seconda classificata nella sezione immagine.
Fresolani e Gianni. Mi trovi pienamente d'accordo. Adesso è il momento di un'altra grandissima ragazza, anche ballerina. Lei è Marianna Mainas.